gare del girone di ritorno i padroni di casa hanno già ottenuto più punti rispetto a quanti fatti nell'andata. Uno di questi era arrivato contro gli ospiti, che di conseguenza non possono sottovalutare l'avversario. Dal Palalido con Udino Baggio per Roblox e Valdagno Godego. Apertura verso Pire che riceve il controllo a puntare Salifu. Pire si accentra, Pire ha lo spazio per andare verso Pire. Lo aspetta Kuc. Pire sterza, c'è anche Arrazza alle sue spalle. Poi Pire cerca l'1-2 che si chiude e alla fine chiude troppo il destro. Arraz accelera, Mbarek ci mette il tacco e quindi riparte l'Infinity Godego. Mbarek, il tocco per Medina, se la sposta sul sinistro. Wally incrocia Lelè. Generelli con il contromovimento offre l'1-2 a Lelè che si chiude. Lelè, Prosdocimi in due tempi. Posizionato due uomini, Davide Prosdocimi può partire con il destro. Valentin Pire, la deviazione in corner. Lelè dietro da Valentin Pire che invece lascia Sbicego, di nuovo da Pire, d'esterno da Lelè. Si muovono i giocatori del Valdagno, trovato ancora Pire. Pire a puntare, si accentra Pire, Pire si crea lo spazio. Barek torna dietro da Wally che può manovrare. Wally sceglie la via personale e accelera. Ottimo il tocco d'esterno per Medina che si fa murare così da Rubé. Wally andare a destra da Medina. Wally attende, Barek allunga per offrire una soluzione. Alla fine Wally va da Kuc. Kuc Medina, ancora Kuc. Prosdocimi, palla in mano, guarda il compagno più avanzato che è Medina. L'aggancio del 10, Medina. Rubega, Barek. Il tocco che può arrivare per Kuc che poi ha spazio, va in porta Rubega con la mano. Sbicego, la pressione di Salifu. Rubega va lungo da Petkovic che prolunga questa palla per Pire, quindi può puntare Pire. Pire punta Kuc, si accentra Pire addosso a Wally, arriva Lelè. Rimessa Pire e Petkovic che la vuole in centro. Petkovic non stoppa, quindi arriva Lelè. Prosdocimi in uscita. Ha messo uno solo in barriera Ulisse Rubega. La rincorsa di Wally. Wally va direttamente in porta. Rubega scende per ripartire la squadra di casa. Allunga anche Arraz per dare un supporto, ma interviene bene Kuc in lettura. Kuc, Rubega ci mette il piede. Arraz resiste, può andare. Il controllo di Arraz su Kuc. Arraz va in porta, troppo alto. Lelè apre su Arraz che non passa su Wally, quindi Wally, c'è anche Medina in mezzo. Wally lo cerca ma chiude la difesa in calcio da... Arriva Lelè con l'anticipo, lo stop di petto. Va al 7 a puntare Sebbar. La palla dentro, ci mette il piede provvidenziale. Vorrebbe un movimento. Ancora 0-0. Salifu aspetta l'arrivo di un compagno. Salifu offre a destra per Sebbar. Intanto cade in area di rigore. Wally, il tiro di mancino di Sebbar. Lelè, la battuta di questo calcio d'angolo. Sbicego scappa al centro dell'area. Pire fuori. Pire ci prova col sinistro. Lelè, a destra c'è Sbicego. Gennarelli a fare un blocco. Lelè cerca Gennarelli che però non lo vede, quindi Salifu ne può approfittare. Palla dentro per Wally di fronte a Rubé. Terzata di Pire, arriva Salifu Fischal che perde anche una scarpa. Possesso rosso-nero con Sebbar e si allarga sulla sinistra. Sebbar incrocia, la tiene comoda. Ci arriva Salifu. Lelè va dietro. Pire apre a destra. Arraz va dentro per il destro. Facile del numero 6 Fabio Zarantonello. Si sblocca l'incontro al Palalido. È avanti il Valdagno. L'azione manovrata bene. Wally contro Rubega che momentaneamente è nei pressi della porta. Rubega poi piano piano esce. Wally alla conclusione. Rubega si lancia in avanti e neutralizza. Kuc e Wally vicino anche Medina, servito al 10. Medina va da Wally. Wally a Fischal, ma Wally sceglie di andare da solo. Rubega non trattiene. Medina, Kuc che può manovrare ancora dal 10. Poi prende il suo posto. Medina si appoggia a Wally. C'è anche Salifu. Wally va con il sinistro. Conda al termine con il Valdagno che chiude in avanti. E l'arbitro dice che basta così. Dopo mesi di attesa può finalmente esplodere di gioia al Palalido per la prima vittoria dei ragazzi di Pablo Ranieri, che arriva con il gol nel secondo tempo di Zarantonello. 1-0 il finale. La salvezza è ancora molto lontana, ma oggi il Valdagno potrebbe aver messo le basi per questo sogno.